Con la conclusione del campionato per l'Acragas possiamo dire finisce un incubo e purtroppo finisce con la sconfitta numero 27. Un record di figuracce, insomma, dovute alla nota situazione societaria, una situazione che si è trascinata fino a ieri in malo modo, doloroso per i tifosi che amano i colori bianco-azzurri. E così anche il Fondi è riuscito a portare a casa i 3 punti, praticamente gli ultimi della stagione, a disposizione. L'Acragas ieri ha perso 3-0 con gol di Vastola, Addessi e Pompei. Più triste di così non si poteva chiudere il campionato per i biancoazzurri. Ma cosa succederà adesso? Alla domanda qualcuno dovrebbe rispondere e dire soprattutto a che punto sono le trattative con gli iraniani e se ancora esistono queste trattative. Inutile dire che il futuro bianco-azzurro è legato esclusivamente al passaggio di consegne tra la società che di fatto ha celebrato ieri i funerali della squadra e i nuovi proprietari. Bisognerà lavorare sodo, insomma, e spingere per evitare il fallimento. Forse è il caso di riunire le forze per impedire veramente la scomparsa del calcio ad Agrigento.